Nonno, aiuto, ci sono i ladri! È stato grazie a questo messaggio SMS che una coraggiosa nipotina di 12 anni è riuscita a sventare una rapina in casa a San Vito di Leguzzano, facendo sopraggiungere in tempo i nonni che si erano appena allontanati per fare spese. Lunedì pomeriggio 4 malviventi incappucciati avevano forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, mentre la ragazzina nascosta sotto il letto è riuscita a far rientrare a casa immediatamente il nonno di 74 anni. Il quale si è preso un paio di pugni in faccia ed è cascato, però con una grande determinazione e forza di volontà è riuscito a rialzarsi e a correre appresso ai malviventi, i quali hanno scavalcato il cancello e si sono dati alla fuga, però è riuscito con un manico di ombrello, qualcosa che aveva sotto mano, a dare un picchiare sul vetro dell'auto che sembra abbia avuto anche un vetro rotto. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine che stanno tuttora visionando le riprese delle telecamere del paese per riuscire a risalire all'identità dei malviventi. Procedura per cui solo qualche settimana fa era stato sottoscritto un protocollo con prefettura e questura per la condivisione in rete delle immagini di videosorveglianza. Il sindaco, oltre al nuovo questore, si appella direttamente anche ai suoi concittadini. Inviterei tutti i cittadini a prendere consapevolezza che è necessario fare rete e quindi stare attenti a tutto quello che succede nel proprio vicinato e informare subito le forze dell'ordine. A Lugo c'era il controllo del quartiere, che se c'era qualcosa si avvisava via WhatsApp, diciamo. Funziona? Sì, funziona. Funziona molto quello. Mi sono messa nei panni di questa ragazzina di 12-13 anni, mi sembrava di aver capito il terrore che può aver provato. Oltre comunque il dramma e il terrore della famiglia, dei nonni in questo caso. Cosa possiamo dire? Che non siamo al sicuro, non siamo tutelati. Una vergogna, dovrebbe pene più severe. Sono d'accordo con il sindaco su questa cosa, perché solamente facendo rete fra di noi possiamo aiutare anche noi la forza dell'ordine, perché non possono fare da soli, sono anche troppo pochi.